anche l'aspetto anche di divertimento, si giocava con le cose della natura, le fai con le tue mani, usi la terra, usi l'erba, le cose naturali, tutto fatto da te. E non c'erano pericoli, puoi girare dove vuoi, andare in qualsiasi casa, mangiare in tutte le case, quindi sono queste cose belle che mi ricordavano in quei tempi il mio villaggio. Quindi la descrivi come una grande famiglia in cui tutti si occupano dei bambini ed è un paradiso felice dove però a un certo punto fa irruzione la realtà con la sua crudezza. Infatti la tua famiglia viene colpita da diversi lutti in poco tempo e la situazione diventa precaria, no? Diventa difficile proprio il sostentamento della famiglia e tu sei ancora bambino e ti ritrovi quasi a essere il capofamiglia, quindi a doverti preoccupare anche di questo e ti preoccupi moltissimo per la tua istruzione. Un bambino molto piccolo che ha perso dei familiari, che affronta le difficoltà economiche, però si impegna moltissimo per poter riuscire a studiare. Che valore aveva per te l'istruzione? Era fondamentale perché prima di tutto, come l'hai detto, in poco tempo, essendo bambino, ho dovuto affrontare 3 lutti ravvicinati. Ho perso mio papà che avevo 10 anni, e la mia nonna che aveva solo il mio papà perché gli altri figli l'ha persi piccoli anche loro, quindi quando è morto mio papà ha detto che non ha più senso di vivere, quindi si è lasciato andare. Il mio fratellino piccolo, ultimo, Omar, anche lui se n'è andato. In quei tempi non c'erano le vaccinazioni, i bambini, quindi superare i primi 4 anni era difficile. Malgrado tutto questo ero piccolo, però ero consapevole, essendo il figlio maggiore ho una grande responsabilità. Ho anche la mamma che è contadina, quindi non lavora, e tutto questo l'avevo in mente, anche se ero piccolo. Di fronte a questo c'erano 2 strade: loro mi volevano mandare alla scuola coranica, che praticamente fare il catechismo, perché ci tenevano, fa parte della loro cultura dire che mandi il figlio a studiare il Corano, magari domani questa cosa ti può portare al paradiso. Però la cosa triste in tutto questo, la gente va a studiare il Corano e tante volte senza nemmeno anche sapere scrivere, perché le imparano a memoria, così a memoria, senza neanche sapere scrivere né leggere. Alla fine, quando diventi grande, praticamente diventi, diciamo, analfabeto. Io volevo andare alla scuola francese, ovviamente la scuola occidentale, che ti dà la possibilità comunque di studiare, di sapere scrivere e probabilmente anche di magari trovare anche un lavoro dignitoso e avere anche un'apertura sul mondo, ti apre gli occhi. E mio papà non lo voleva, quindi è stata una lotta dura. Da solo sono andata a scrivermi e lui, dopo, quando l'ha saputo, si è arrabbiato e ha cancellato il mio nome, quindi ho dovuto fare comunque una lotta dura e alla fine ho vinto, sono potuto andare a scuola e possiamo dire che per questo sono oggi qua a poter anche parlare l'italiano o parlare francese, perché se non ero andato a scuola, come lo sanno tanti dei miei fratelli africani che sono qua, ne abbiamo tanti che non sanno neanche scrivere il loro nome, perché i loro genitori hanno voluto fare la strada di mandarli a fare il Corano. E tristemente va bene fare il catechismo, però era un metodo anche che veramente era triste, perché impari una lingua che non sa anche il suo significato, non ti fanno sapere scrivere, cioè memorizzi tutto come se fosse un robot, era una cosa triste. Per fortuna quindi la mia battaglia mi ha dato la possibilità comunque finalmente di andare a imparare alla scuola occidentale,
per poter andare avanti. Anche se i problemi non sono finiti, quando alla fine hai avuto il permesso di frequentare la scuola francese, perché nel villaggio non c'era la scuola, quindi hai affrontato molte altre difficoltà, no? Spostarti, andare a vivere in un'altra città, eppure questo interesse proprio per progredire, per imparare è sempre stato vivo. Assolutamente, perché stiamo parlando delle scuole elementari con la prima battaglia. Quando ho finito con la scuola elementare bisogna andare alle medie. In tutta la provincia c'era l'unica scuola media per tutti, e era lontano dal mio villaggio, e da 12 anni, 13 anni dovevo andare da solo e non conoscevo anche nessuno per poter ospitarmi, quindi mio zio ha dovuto scrivere una lettera con la mia valigia e mi hanno mandato da solo, sono arrivato. E quello lì non ha anche voluto ospitarmi dicendo che non ho posto per te. L'ho detto io, sì, esco di qua, non so anche dove andare e poi non ho anche il biglietto di ritorno.